Fornelli accesi al Centro Piave di San Donà per la terza edizione di Cooking Contest, l'evento culinario dedicato a cuochi non professionisti e per quest'anno dedicato ai ragazzi delle scuole. Una vetrina per gli istituti scolastici del territorio, in questo caso abbiamo avviato una collaborazione con l'Istituto Lepido Rocco di Caorle. La domenica abbiamo deciso di ospitare Andrea Mainardi come anche premio per i ragazzi che si sono impegnati e hanno collaborato con noi. E questo evento segue la mission di Centro Piave e di GD, che è quella di non essere soltanto un centro commerciale, ma di essere anche un luogo di integrazione seguendo quello che è la territorialità e la socialità, dando quindi spazio alle associazioni del territorio e alle realtà locali. 6 coppie di studenti, dunque, provenienti dagli istituti alberghieri e professionali del territorio, si sono sfidati a colpi di ricette nella preparazione di piatti dal sapore locale e a conclusione dell'evento, infine, lo show cooking di Andrea Mainardi, chef e volto noto della TV italiana grazie ai programmi di cucina in Rai e Fox Life. Qual è il percorso che hai fatto tu e come proseguirà? Vabbè, mi sono fatto veramente un culo quadrato, scusate la parolaccia, una gavetta incredibile. Poi passando poi le varie stagioni, che sono quelle che consiglio sempre ai ragazzi, andate all'estero soprattutto, e poi io ho 4 anni da Gualtiero Marchesi con mio Berton, è stata una scuola, una gavetta straordinaria, e adesso eccomi qua in mezzo a voi. Un messaggio ispiratore che vuoi dare ai giovani che si apprestano a fare il tuo mestiere, qual è? Vabbè, semplicemente di aver chiaro l'obiettivo, cioè cosa volete fare da grandi, che sia aprire una pizzeria, che sia lavorare in un ristorante stellato, che sia portare avanti la trattoria di famiglia, l'importante è che abbiate chiari gli obiettivi. Questo è la cosa principale. E poi aver fame, aver voglia di riuscire, aver voglia di fare qualcosa di importante nella vita. Anch'io ho avuto un'evoluzione, sono passato dalla cucina molecolare, sono arrivato poi a una cucina molto brutale, una cucina fatta degli antichi sapori, ancora prima della generazione di mia nonna, e quei sapori nudi e crudi senza alcun tipo di decorazione, quindi ognuno ha la propria evoluzione. Come si sta evolvendo la cucina moderna, io dico che i sapori di una volta non si dimenticano mai.